Bene, un buongiorno a tutti e un benvenuto a voi tutti, anche a molti amici che vedo presenti in sala. Ringrazio il collega Alberto Bozza, promotore appunto di questo momento odierno, il presidente del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, Cristian Marchesini, grazie ai quali oggi il Consiglio regionale Veneto rende omaggio ad un territorio e ai suoi prodotti che sono una testimonianza della migliore enologia europea, capace di coniugare storia, tradizioni, metodologie di coltivazione, raccolta ed essiccamento delle uve che danno vita a vini eccezionali e come tali riconosciuti in tutto il mondo. Per comprendere l'unicità della Valpolicella basta guardare alla storia. Qui infatti, sin dall'età del ferro, compare la Vitis vinifera sativa, trasferita probabilmente dagli Etruschi nel VII e VI e V secolo a.C., insieme alle tecniche di produzione del vino che vengono sviluppate prima dagli Arusnati, poi dai Romani, come testimoniano Catone il Censore, Strabone, Virgilio e poi via via Plinio Cassiodoro, che narra del Lacinatico descrivendolo come un vino puro dal colore regale e dal sapore speciale e un liquido carnoso o bevanda da mangiare. E poi la volta di Rotari e degli Scala, di Dalla Scala della Repubblica di Venezia, per quella che Aleardo Aleardi definì la Valle dei Poeti. Come storia, insomma, non siamo secondi a nessuno. Oltre alla storia, tuttavia, c'è la qualità straordinaria di questi vini che caratterizzano la fascia pedemontana della provincia di Verona, interessando 19 comuni, 5 nella zona classica, 14 nella zona DOC e circa 30.000 ettari. Qualità portata al massimo livello di eccellenze grazie a capacità artigianali delle case produttrici, alcune delle quali rientrano nel novero delle più premiate e riconosciute al mondo. Se il futuro del mondo enologico è chiamato ad affrontare nuove sfide produttive, ambientali, culturali, molte di queste sono già vinte dal Consorzio. Le imprese biologiche o certificate del sistema di qualità nazionale di produzione integrata sono basate dal 3% al 33% in un decennio, quello che va dal 2012 al 2022, con un ulteriore slancio al 39% nell'arco di un solo anno. Un risultato significativo frutto di attenzione costante e crescente al rispetto del territorio e dell'ambiente. Anche il vigneto biologico ha registrato dal 2022 al 2023 un aumento del 9%, portando la denominazione a raggiungere il traguardo di 1321 ettari bio, con una crescita monstre nel decennale dal 2012 appunto 2022 di 781%. Nel 2012 erano 150 ettari, oggi 1321. Oltre ai dati che vanno menzionati, che secondo me è importantissimo guardando appunto alla qualità e la proiezione che può avere questa zona, è il ricambio generazionale e quello della rappresentanza femminile al vertice, ponendo il territorio della Valpolicella a modello di riferimento a livello nazionale. Mario Soldati diceva che il vino, specialmente in Italia, è la poesia della terra e credo che questa affermazione possa dirsi perfettamente calzante per la Valpolicella e il suo patrimonio enologico. Veramente un grazie a tutti i colleghi che sono qui presenti oggi e dimostrano sensibilità a quello che sta avvenendo appunto nella zona della Valpolicella, dai due assessori, Caner per competenza e Calzavara per passione, il collega Enrico Corsi che sul vino sta facendo anche un grandissimo lavoro all'Atre, e Marco Andreoli che è sempre presente, almeno quando sono arrivato in zona ti ho visto sempre presente a iniziative che riguardano appunto la promozione del territorio. Quindi anche con questo parterre, e ringrazio ancora Alberto Bozza per questa iniziativa, veramente lunga vita al Valpolicella. Alberto, vieni tu.
Bene, grazie. Si sente? Sì. Grazie e ovviamente ringrazio il Presidente Ciambetti, si scusa perché è dovuto scappare a un impegno istituzionale, aveva appunto l'ufficio di presidenza in corso. Io prima di iniziare inviterei l'assessore Caner a dare un saluto agli amici del Consorzio Valpolicella, ovviamente assessore per competenza, saluto anche ovviamente l'assessore Calzavara che non ha voluto mancare a questo appuntamento, visto anche i rapporti tra il Valpolicella e il pesce nel territorio del comune di Jesolo. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto ringrazio Alberto Bozza anche per questa possibilità che viene data anche il Consiglio di conoscere anche un territorio stupendo. Devo dire che non era previsto questo mio intervento, quindi non mi sono preparato niente, però mi fa particolarmente piacere questa tua richiesta. Saluto ovviamente il Presidente, il Direttore, un po' tutti coloro che si danno anche da fare per anche promuovere questo bellissimo territorio, perché al di là dell'aspetto agricolo e vitivinicolo è anche un territorio, voi sapete bene che io mi occupo di agricoltura ma anche di turismo e penso che qua, Presidente, ci sia la sintesi perfetta del binomio tra agricoltura e turismo, che penso essere il presente di questa regione ma anche il futuro di questa regione. Proprio per i termini anche economici che esprime, oltre che le qualità. Ovviamente ci sono delle cose che destano un po' di preoccupazione sul settore vitivinicolo e agricolo in particolare, non solo nel Valpolicella, ma penso un po' in tutta la regione Veneto, perché insomma, viviamo delle annate un po' difficili. Penso alle questioni climatiche che ci stanno mettendo in grande difficoltà, almeno chi fa agricoltura lo sa molto bene, e poi ci sono tante altre sfide anche di carattere commerciale a livello internazionale. A me è fatto molto piacere ciò che hai fatto poco tempo fa, dove ero stato anche presente, invitato, dove avete analizzato anche l'evolversi del consumo del vino e anche avete avuto anche il coraggio di fare alcune riflessioni importanti. E Alberto, c'eri anche tu presente, eravamo alla Gran Guardia se non sbaglio, dove si discuteva anche per esempio di ragionare sull'abbassamento del grado alcolico, no? In vini importanti come possono essere quelli dell'Amarone. Ed è un dato di fatto questo, perché il consumo a livello internazionale sta cambiando, i giovani consumano in maniera differente e penso che noi abbiamo delle sfide davanti importanti, che sono queste da un lato dal punto di vista commerciale, il tema anche legato alla sostenibilità, che è importante, ma io dico sempre essere una di quelle cose che ci dovrà vedere battagliare come Regione Veneto e istituzioni e anche il mondo delle aziende, perché dobbiamo stare attenti che non passi questo binomio, no, secondo il quale l'agricoltura è quella cosa che inquina. Non è così. Io penso che la sostenibilità in agricoltura, che non è solo ambientale ma anche economica sociale, si possa avere, quindi un'agricoltura attenta e sostenibile sì, un'agricoltura a impatto zero no, ma penso che qualsiasi attività umana non possa avere impatto zero. Quindi su questo, Alberto, penso che ci sia anche una sfida importante da portare avanti in territori come quelli della Valpolicella, che sono un fiore all'occhiello della nostra regione e che non sono solo Amarone, ma sono tante altre anche varietà importanti, e quindi su queste cose penso che dovremmo continuare a confrontarci per far sì che vini come questi rimangano nella propria qualità, ma anche attenzione a livello commerciale, perché ripeto, le sfide che abbiamo di fronte non sono semplici, non solo su questa tipologia, anche su altre, ma penso che su questo un confronto attivo e costante sia fondamentale. Quindi grazie, e chiudo, anche per questa grande opportunità che dai anche al Consiglio di conoscere questo splendido territorio. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie a te Assessore, e quindi io intanto mi unisco sicuramente ai saluti e ringraziamenti per la presenza qui alla conferenza stampa di oggi di tanti colleghi consiglieri, per cui vedo Enrico Corsi, Marco Andreoli, Filippo Rigo, Stefano Valdegamberi, c'era prima Alessandra Sponda, Fabrizio Boron, Giuseppe Pan, spero di non aver dimenticato nessuno perché qui ho un faro davanti e ne faccio fatica a vedere. C'era anche Gio Formaggio eccetera, questo per capire appunto l'attenzione. Saluto ovviamente gli amici amministratori, sindaci del territorio,
protagonista della Valpolicella, quindi sindaco di Marano, di Sant'Ambrogio, di Negrardi, Pescantina, so che in arrivo credo anche Colognola ai Colli, San Martino Buonalbergo. Ovviamente saluto anche l'avvocato Dindo in qualità di presidente di giuristi della vita del vino, se non sbaglio, oltre ovviamente anche il collega Veronesi del sistema italiano brevetti. Detto questo, saluto anche la stampa, in particolare con grande piacere il direttore, vedo qui Andreoli, che è sempre molto attento e anche molto appassionato, oltre che competente, nel settore del comparto vitivinicolo. Dicevo, un video, quello sensazionale, che abbiamo visto poc'anzi. È un video importante perché fa capire davvero un territorio straordinario e bello qual è quello della Valpolicella. Un vigneto enorme che abbiamo potuto immaginare e vedere ovviamente nel video, nelle immagini di poco fa, con 19 comuni interessati, un territorio collinare che si estende addirittura fino alla città di Verona, e un territorio che ha una produzione straordinaria di bottiglie di vino di qualità. E quindi dal Valpolicella, come ricordava bene prima l'assessore, non solo la Marone, ma il Valpolicella Superiore, Ripasso, la Marona, Recciotto sono i vini che di fatto racchiudono e sono i protagonisti del nostro diciamo comparto vitivinicolo della Valpolicella, e che ovviamente il consorzio racchiude nel migliore dei modi, sia con il grande lavoro di tutela che viene fatto, e do atto davvero dell'importanza non solo dell'esistenza del consorzio, e per fortuna esistono i consorzi, ma anche del grande lavoro che sta facendo il consorzio Valpolicella, che è di fatto il consorzio più importante che abbiamo, ed è un consorzio che riesce non solo a mantenere la sua conservazione tradizionale della tutela, ma è anche capace di aprirsi a nuove sfide. L'abbiamo visto in tanti progetti, li abbiamo visti addirittura al fianco delle istituzioni quando abbiamo fatto delle battaglie importanti per la tutela ovviamente dei nostri vini, in particolare dei vini d'eccellenza, delle denominazioni di DOC piuttosto che IGT. L'abbiamo visto quando c'è stata la partita a livello europeo sul vino dealcolato, che c'era il rischio che potesse andare anche ad intaccare ovviamente le denominazioni, e quindi un lavoro di squadra che è nato dal territorio, che è stato portato avanti a livello regionale, che abbiamo portato a livello nazionale e che abbiamo poi vinto a livello europeo, fortunatamente. Importanti sfide, dicevo, quelle del vino che riguardano appunto l'Europa, in quei paesi del nord Europa che spesso e volentieri con quelle politiche comunitarie distanti dalle nostre cercano di imporre delle linee guida che ovviamente non fanno parte né della nostra tradizione, non fanno parte della nostra storia, ma soprattutto non fanno parte di quel grande patrimonio che è il comparto vitivinicolo italiano, che per anni è riuscito a diventare sempre più importante non solo per la qualità e per l'eccellenza, ma anche io sostengo, per l'innovazione. Non per questo ben 88 paesi in tutto il mondo sono riusciti oggi ad apprezzare e a conoscere i nostri vini, in particolare quelli della Valpolicella, e in un percorso, dicevo, di continuo confronto insieme al consorzio, che ha mantenuto non solo la capacità della tutela, ma anche la creatività e anche il coraggio di intraprendere nuove sfide, e senza mai dimenticare l'attenzione sulla promozione, sulla sostenibilità, come diceva bene l'assessore Canel prima, sulla qualità e sulla sicurezza alimentare, che è un altro degli elementi importanti. Un consorzio che si è unito anche in un importante contributo sulla legge regionale che è appunto stata approvata qualche mese fa, quella del distretto del cibo, un consorzio che ovviamente ha voluto non solo testimoniare l'importanza di un percorso come questo, ma anche di far capire come il settore vitivinicolo può essere presente e protagonista in un percorso come quello del distretto del cibo, che ovviamente ci vede tutti coinvolti nelle nuove sfide. Convegni che abbiamo condiviso anche nel palcoscenico più importante del vino, che è quello di Vinitaly, dove abbiamo non solo riaffermato la qualità del nostro vino, ma abbiamo addirittura anche portato avanti una serie di proposte, una serie di iniziative che vanno soprattutto ad affermare la cultura del vino italiano, la cultura del buon vino, ma soprattutto la cultura dell'eccellenza. E quindi io ringrazio davvero di cuore non solo il presidente e il direttore del consorzio per il grande lavoro che sono riusciti a fare in questi anni, non solo per essere riusciti, dicevo,
con coraggio ad aggredire anche le sfide del mercato che oggi ci mette ovviamente in competizione, ma soprattutto anche a riuscire a instaurare un rapporto di assoluta collaborazione e anche critica costruttiva con le istituzioni per arrivare insieme a portare in approvazione quegli strumenti legislativi e quelle battaglie nelle sedi istituzionali che ha consentito di tutelare una storia, una tradizione e soprattutto il grande lavoro che hanno fatto in tutti questi anni i nostri agricoltori, i nostri produttori di vino, che sono davvero i protagonisti del nostro territorio, in particolare della Valpolicella. A loro va il mio ringraziamento finale, il mio saluto e le congratulazioni, perché sappiamo quanto sia difficile oggi produrre, ma soprattutto quanto sia difficile tenere alta la qualità e l'eccellenza, e questo va dato atto e merito che anche senza le istituzioni spesso i nostri agricoltori riescono a trovare il meglio di sé e a considerare e a continuare a portare il comparto del settore vitivinicolo veneto e veronese, in particolare con Valpolicella, tra i principali non solo a livello regionale e nazionale, ma tra i più apprezzati a livello internazionale. E con questo saluto e ringrazio e invito a venire qui il presidente del consorzio Marchesini Cristian. Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi associo ai ringraziamenti del consigliere Bozza, ma soprattutto per le belle parole del presidente Ciambetti, dell'amico Federico Caner, che è sempre presente nei nostri eventi, Marco Andreoli, assessore, il consigliere Corsi, Filippo Rigo e tutti i sindaci del territorio. Un particolare ringraziamento va a Stefano Dindo e Paolo Veronesi, che sono presenti qui e che aiutano il consorzio in quell'importante ruolo che è quello della tutela. Se solo pensate che nel 2023 abbiamo avuto 44 casi di usurpazione dei vini della Valpolicella, quindi con la registrazione di marchi assolutamente improbabili, e noi abbiamo il compito e la responsabilità di difendere il territorio, e la politica ha il compito e la responsabilità di aiutare il consorzio in questo importante ruolo. Un ringraziamento particolare va ai collaboratori del consorzio, al vicepresidente Mauro Bustaggi e all'amico fraterno Andrea Andreoli, che è il direttore di Telenuovo, che ci segue sempre con grande affetto. Io spero di non essermi dimenticato, anzi no, mi sono sicuramente dimenticato del presidente della banca Valpolicella Benaco Banca, Daniele Maroldi, che anche lui aiuta il consorzio nel sostenere tutte le attività consortili. Abbiamo trovato anche una bella forma di collaborazione nel 2024 che ci auguriamo che possa continuare e proseguire nel tempo. Questo dossier è il coraggio della trasparenza. Io credo che a livello nazionale siamo l'unico consorzio che da 4 anni che presentiamo questo documento, che è la sintesi economica del sistema della Valpolicella. Il sistema della Valpolicella cosa è fatto? Come giustamente diceva il consigliere Bozza, sono 19 comuni del territorio a nord di Verona. Verona è il comune più vitato d'Italia, oltre che della denominazione, perché circa il 15% della superficie è occupata dal comune di Verona, quindi il comune di Verona ha un grandissimo ruolo di hub che catalizza tutte le attività del territorio. 320 sono i produttori, imbottigliatori, quindi la filiera completa, e 8.600 sono gli ettari coltivati in Valpolicella da 2.400 famiglie. Quindi un territorio vivace. Non possiamo usare il termine frizzante, perché in Valpolicella l'unico prodotto che non si produce è appunto il vino frizzante, però abbiamo dei grandissimi vini che possiamo definirli storici, ma anche attuali e contemporanei. Questo perché? Perché l'Amarone, che è diventato il vino icona del territorio, in realtà è un vino moderno, è un vino che nasce negli anni 60, che ha conquistato il mondo. Ma è altrettanto vero che è storico, la sua versione dolce, che è il Recioto. Si parla oltre di 2000 anni di storia. Ci siamo candidati
come patrimonio immateriale dell'UNESCO, grazie anche all'attività ovviamente della Regione Veneto che ci ha supportato in questo percorso. Entro marzo 2025 il Ministero della Cultura deve dare l'ok per poi portare a Parigi la nostra candidatura, ed è una candidatura importante che riconosce lo sforzo di migliaia di famiglie in un territorio che ha una storia, come dicevo, appunto millenaria, e questo sarebbe la ciliegina sulla torta sull'attività promozionale del consorzio. Non vi nascondo che il 2023 ha chiuso dal punto di vista economico, quindi vendita delle bottiglie, in difficoltà. Abbiamo avuto un calo importante attorno del 20%, a seconda e a differenza delle diverse referenze della denominazione, ma questo ci ha dato uno stimolo in più. E il Consiglio di amministrazione ha chiesto all'Assemblea di deliberare un aumento delle quote, e quindi i soci hanno dato disponibilità di investire nella denominazione, perché nel momento più difficile degli ultimi 25 anni, perché parliamo di 25 anni consecutivi di successo economico del territorio, e quindi è il momento giusto per investire, perché dopo sicuramente un momento di difficoltà possiamo e siamo sicuri che entreremo in un momento di migliore, e dobbiamo essere pronti per far capire al mondo quanto è importante il sistema Valpolicella. Mi piace parlare di sistema perché non c'è nessun territorio a livello italiano che possa presentare 5 vini diversi, che possono adattarsi ai piatti più semplici e ai piatti più complessi, dai vini fermi, ovviamente dai vini fermi, ma i vini secchi ai vini dolci come il Recioto. Quindi mi piace sempre definire il territorio della Valpolicella, anzi il consorzio della Valpolicella, il consorzio più importante italiano dal punto di vista dei vini rossi. Quindi questo è un plauso che va a tutta l'attività imprenditoriale dei nostri soci, anche dei non soci, perché c'è una piccola parte che non è ancora socio del consorzio, ma mi piace sempre dire che il consorzio rimane comunque la casa di tutti. Un bel segnale è stato nel 2023 che 37 nuovi soci sono entrati in consorzio. Questo vuol dire che è il riconoscimento della dinamicità e di tutto l'impegno che ci mette il consorzio. Stiamo ulteriormente puntando e far capire ai soci, ai produttori, che da 3 anni che il mercato va nella direzione dei vini più leggeri, con meno gradazione, più freschi. E noi abbiamo tutte le carte in regola per poter vincere anche questa sfida del cambiamento del consumo da parte dei consumatori, ovviamente. Partendo dal Valpolicella e Valpolicella Superiore. Cioè noi non stiamo parlando di Amarone, ma noi su questi vini abbiamo tutta la possibilità di raccontare il territorio, perché sono vini di espressione del territorio, e oggi alle 6 al Mercato del Pesce del Rialto inizierà un'attività di promozione. Avremo la possibilità di far assaggiare 44 referenze dei nostri produttori a tutti i consumatori che vorranno fermarsi da noi al Mercato del Pesce dalle 6 alle 23. E non è una novità, però è un messaggio importante, soprattutto in una situazione di cambiamento climatico che stiamo affrontando negli ultimi anni, dove abbiamo estati sempre più calde e sempre più lunghe. Se noi non offriamo il Valpolicella e il Valpolicella Superiore raffrescato, perdiamo una fetta di mercato importante. Quindi questo è il messaggio che noi vogliamo, che vogliamo lanciare, che abbiamo lanciato da 3 anni. Il Valpolicella d'estate sta bene nella glassette e il Valpolicella Superiore sta bene raffrescato, e si abbina benissimo al pesce. Quindi Venezia, meglio di Venezia cosa c'è? Quindi noi abbiamo puntato moltissimo. Io mi fermo qui, sono stato sufficientemente lungo, vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi una bellissima giornata, e viva la Valpolicella. Grazie al Presidente, e quindi l'appello sicuramente alle istituzioni è di unirsi per portare avanti questa importante candidatura UNESCO. È un'importante candidatura perché ovviamente dà la possibilità di affermare a livello ovviamente internazionale e mondiale quella che è oggi una tecnica di appassimento unica, e soprattutto dà la possibilità anche di continuare quel processo di conoscenza che abbiamo visto il Valpolicella essere protagonista addirittura col G7 a Verona, quando c'è stata la riunione con il G7 per l'industria, e anche nella
sempre a Verona, quindi nel nostro Veneto, nella bilaterale Italia e Cina, dove anche lì l'Amarone è diventato, diciamo, il vino ambasciatore per eccellenza italiano nel mondo, grazie anche al Ministro degli Esteri italiani che appunto ha avuto questo riconoscimento nell'ultima edizione di Vinitaly. Quindi l'appuntamento, caro Presidente, è per l'anno prossimo. Ti aspettiamo noi tutti qui di nuovo a Venezia per sicuramente portare avanti nuove sfide, nuove opportunità e, come diceva prima il Presidente, ci vediamo questa sera per degustare in una location unica e straordinaria, e prima di questa sera ci accingiamo giù ovviamente a condividere un momento insieme di convivialità e di confronto continuo. Intanto ringrazio anche la consigliera Anna Maria Bigon che ci ha raggiunto e spero non aver dimenticato tutti. Fabrizio Baron te l'avevo citato all'inizio, quindi penso di non aver dimenticato nessuno. Grazie di cuore, appuntamento all'anno prossimo e questa sera a Venezia sotto Rialto. E per il prossimo anno ci sarà una grande sorpresa, perché il 2025 è un anno importante per il Consorzio. Vi aspettiamo anche nel 2025.